Lui è vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, Raffaele Padrone. Non parlo di ciclismo, perché lui è un ciclista a tutti gli effetti, 120-130 km al giorno non gli toglie nessuno, ha partecipato alle 24 ore mi pare, no? Sì, l'anno scorso. L'anno scorso, ininterrotte, quanti chilometri? 432 per oltre 6.000 metri di dislivello, 26 ore e 40. Senti, secondo te cosa ha rappresentato il Giro d'Italia per Pordenone, per gli amanti del ciclismo, queste 2 giornate? Beh, è una cosa spettacolare. Ringraziamo Enzo Caino, tu l'hai già detto, speriamo che il prossimo anno riesca a portare nuovamente qualche tappa, qualche partenza almeno in Friuli, e sicuramente lo farà, e mi auguro. Diciamo che tutto ha funzionato bene, perché non parliamo di sicurezza ma di prevenzione, ma diciamo che anche il pubblico dei ciclisti è un pubblico diverso. Il pubblico dei ciclisti magari non si lascia prendere molte volte dall'euforia del bere, perché se no addio ciclismo, e quindi tutto quello che si vede nelle strade, la folla che incita il proprio corridore o i corridori o l'amante della squadra particolare. Corrono dietro in montagna ai corridori, perché no, allora adesso la vita dei corridori è la loro stessa vita. Direttore, guardi, io ero in un tratto del Muro del Pianto in Piancavallo, andavo su e giù, l'ho fatto 2 o 3 volte, anzi l'ho fatto 3 volte per andare a vedere un po' com'era la situazione, in bicicletta sì, e diciamo che il ciclista, alcuni ciclisti sono anche infastiditi se tu stai lì, però alcuni te lo chiedono in particolari momenti. Certo, non vai a spingere il primo che sta arrivando, ma gli ultimi che sono dietro, se tu gli dai una spinta non dicono niente. Purtroppo ci sono quelli che sono molto, invadono anche veramente la strada nel momento in cui il corridore magari sta facendo uno sforzo particolare, in particolari salite si rischia di far cadere il corridore, perché il corridore ha una pendenza 14-15% come era il Muro del Pianto, è affaticato. Arrivavano da 200 km, ma arrivavano soprattutto da 3.700 già chilometri fatti in questi giorni, quindi è chiaro che lì abbiamo visto il corridore più affaticato. Ecco perché la tappa di Pordenone, Piancavallo, sì, di San Candido Piancavallo era molto importante. È una tappa che porta i corridori da 3.700 km, quindi arrivare su una pendenza del genere faceva i tempi. Ecco, però il pubblico è diverso, cioè voglio dire, non si lascia prendere dai fumi dell'alcol, quindi sanno rispettare anche quello. Purtroppo c'è da dire che, e siamo stati fortunati anche per l'organizzazione delle forze dell'ordine, come in tutte le gare io ho visto, cioè tutte le gare, il motocross, se le vede, il rally, tutti poi corrono. Allora ieri abbiamo assistito anche a delle scene in cui ciclisti scendevano da Piancavallo presi dall'euforia, e è andata tutto bene, perché andavano, e veramente lì c'era tanta gente, bambini che in bicicletta. Va bene, ne parleremo. Comunque grazie alle forze dell'ordine. L'ho detto anche prima, chapeau. Grazie a voi. Commercio ovviamente a gonfie vele.